Buongiorno mamma, Buongiorno Simona, cosa hai preparato oggi di buono? oggi ho preparato i maritozzi con la panna montata. Che meraviglia mamma, sono una dedica speciale, giusto? Sì, sono una dedica per i nostri amici romani, Pamela e Claudio. A cui mandiamo un grosso bacio. Sì, E adesso facciamo vedere la ricetta, giusto? sì, procediamo. Procediamo. Iniziamo con l'impastare nella planetaria la farina con lo zucchero, l'acqua, il lievito, il miele e infine un uovo intero. Mettiamo il gancio a foglia e iniziamo ad impastare. Quando l'impasto si è completamente staccato dalla planetaria è pronto. Adesso aggiungiamo il sale, un tuorlo e il burro a temperatura ambiente e continuiamo ad impastare. Cambiamo il gancio e mettiamo l'uncino. Aggiungiamo l'altro tuorlo. Aggiungiamo l'estratto di vaniglia e la scorza del limone e dell'arancio grattugiato. Continuiamo ad impastare fino a quando non risulta liscio ed omogeneo. Quando l'impasto risulta bello liscio, lo prendiamo, formiamo una palla, lo mettiamo in una ciotola, lo copriamo e lo lasciamo lievitare fino al raddoppio. Ci vorranno circa 2-3 ore. Dopo circa 3 ore l'impasto è raddoppiato. Guarda che bello! Stupendo. Questa è la parte che mi piace di più, quando lo devo sgonfiare. Va che bolle! È una meraviglia. Stendiamo l'impasto su un piano da lavoro leggermente infarinato. Dividiamo l'impasto in piccoli pezzetti, poi li pesiamo, devono essere di circa 50 grammi ciascuno. Una volta pesati tutti i pezzetti, li riprendiamo, li sigilliamo bene, così, vedi? E gli diamo la forma ovale del maritozzo. Adesso li copriamo e li lasciamo lievitare per l'ultima volta per 90 minuti. Simona, dopo 90 minuti guarda come sono ben lievitati. Adesso li dobbiamo spennellare con l'uovo e un cucchiaio di latte. Adesso li inforniamo a forno statico preriscaldato a 180 gradi per 8 minuti. Simona, sono pronti, adesso li dobbiamo solo farcire. Guarda come sono soffici. Che meraviglia mamma, stupendi. Simona, a me piace farcirli con abbondante panna montata, però li si può mettere dentro ciò che si vuole. Guarda, lo livelliamo. Adesso una piccola spolverata di zucchero a velo, così, e sono pronti.